Prima pagavo 110, 105, 107 conforme il boio, qui mi faceva il boio. Adesso mi avrebbe messo 556 o 54 e ora adesso a casa riposo mi paghi ori. Mica aveva fatto tutta economia, metti via, non dar beva neanche un caffè, quando che andavo a fare spese. 360 euro abbiamo avuto per i soldi, quei sacrifici che mio marito ha lavorato 45 anni. E purtroppo i soldi abbiamo messi in parte per la nostra vecchiaia. Aumentare così perché ho schei in banca e se mi domande sono più vecchio perché io ho 86 anni, non ne ho 22. Se io più vecchio mi capita qualcosa, da chi voglio parlare di schei. Rabbia e preoccupazione sono i sentimenti che trapelano tra le circa 100 persone presenti all'assemblea organizzata dalla CGIL a Santabona. Il sindacato ha presentato le sue proposte, perfezionate nell'ultimo mese e fatte arrivare alla Regione, ma anche alla neonata conferenza dei sindaci ATER. E nei prossimi giorni chiederemo anche a loro se c'è la disponibilità di sottoscrivere un documento unitario. Tra le richieste avanzate dalla CGIL, un ISEE elevato a 30.000 euro, una modulazione che tenga conto degli anziani disabili soli, aumenti sostenibili e ancora una revisione del calcolo rispetto all'alloggio. Se devono intervenire sulla legge lo devono fare in tempi brevi, altrimenti c'è il rischio che davvero prima della fine dell'anno ci siano famiglie che non saranno in grado di pagare gli affitti, con la preoccupazione che abbiamo noi che poi vengano anche svolti dei gesti inconsulti. Per il Sunia questo è il momento per ridiscutere del comparto abitativo. Questa legge dovrebbe essere il punto di partenza per ripensare a un mercato abitativo e a un'idea dell'abitare diversa. Intanto la CGIL del Veneto è pronta ad una grande mobilitazione regionale unitaria degli inquilini ATER. Attorno al 10-11 di ottobre, se saranno confermate da tutte le province, faremo partecipare la delegazione di inquilini proprio per rendere evidente in modo figurativo il disagio e la preoccupazione di migliaia di persone.